Potentissima preghiera, Gesù Cristo si è perso, che libera da tutti i mali e protegge dai nemici. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo si è perso. La Vergine lo va a cercare. Lo cerca di giardino in giardino, di cespuglio di rose in cespuglio di rose. Sotto un cespuglio di rose bianche c'è un contadino, sotto un cespuglio di rose bianche, come un giorno di neve. Dimmi, contadino, nel nome di Dio, dimmi, nel nome di Dio, la verità. Se Gesù, il Nazareno, hai visto passare di qua? Sì, signora, l'ho visto, prima che il gallo cantasse. Una croce portava sulle spalle, che lo faceva inginocchiare. Una corona di spine portava, che gli trafiggeva il sacro capo, e una corda aveva alla gola con cui lo andavano trascinando da giudei e da giudee, ben accompagnato va, come da cani rabbiosi che non smettono di abbaiare. Camminiamo, Vergine pura, andiamo ai piedi del Calvario, ove per presto che arriviamo lo avranno già crocifisso. I suoi piedi stavano già inchiodando, le sue mani stavano già inchiodando e già lanciano la lancia al suo divin costato. Già gli uccelli stanno scendendo per rimuovere i chiodi, già gli usignoli stanno scendendo per calmare i dolori, già le rondini stanno scendendo per tirare fuori le spine, e Gesù par dica: il sangue che ho versato è nel santo calice, e l'uomo che lo beve sarà benedetto, sarà in questo mondo re e nell'altro incoronato. Chi dirà questa preghiera ogni venerdì dell'anno trarrà un'anima dal dolore e la sua dal peccato. Sarà felice finché vivrà, dagli influssi cattivi protetto. Chi sa questa preghiera la dica, chi l'ascolta la impari e la ripeta nel giorno del giudizio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. E così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.